In settimana tutti e 17 i sindaci del comprensorio milanese e Riviera del Brenta hanno manifestato davanti agli ospedali di Dolo, Mirano e Noale il loro dissenso sui contenuti delle schede sanitarie della Regione Veneto. I medici erano già in agitazione da giorni, dove si sono susseguite assemblee e spunti per una protesta efficace che porti a una più equa, dicono, redistribuzione dei tagli che penalizzano in particolare la lungodegenza di Noale. Si parla di 74 posti preziosi per tutta la comunità. Nei posti letto che la Regione taglia attraverso le nuove schede ospedaliere che non prevedono una riorganizzazione della sanità veneta ma solo un taglio lineare, un terzo è all'interno dell'Ultra Serenissima. Di quello un terzo, cioè 169 posti letto, oltre 150 gravano sul territorio di Dolo, Milano e Noale. È una cosa che noi non possiamo tollerare. Spiegazioni che avete chiesto, che in qualche modo cercate di trovare? No, le spiegazioni hanno due livelli. Il primo, la preoccupazione perché con la carenza di organico che c'è in questo momento all'interno delle aziende, soprattutto nell'Ultra Serenissima, non vorremmo che questo taglio di posti letto fosse funzionale a recuperare personale per poi reinvestire all'interno dell'azienda nelle carenze. Faccio un esempio, su Noale tagliamo 74 posti letto di lungodegenza e abbiamo 80 persone che ci lavorano, a Dolo togliamo 14 posti letto di ortopedia e guarda caso in altre realtà dell'azienda mancano ortopedici. Non vorremmo che cominciasse il tour della mobilità del personale. Ecco, che tipo di penalizzazioni dunque per il personale l'ha accennato, ma anche per l'utenza? L'utenza è che questo pezzo di territorio perde 104 posti letto per acuti a fronte di una situazione oggi dove abbiamo gente negli appoggi, cioè gente che è in tutti i reparti pur di trovare un posto letto. Ci domandiamo, ma se tagliamo tutti questi posti letto, dove andrà la gente visto che le strutture intermedie non coprono questa carenza di postazioni e soprattutto se tagliamo i posti letto e il territorio non è ancora in grado di sopportare una gestione territoriale del paziente, il paziente dove troverà risposta? Una situazione particolare è quella di Noale. Sui 150 posti che si diceva, 74 sono qui in lungodegenza. Sì, Noale, 74 posti letto di lungodegenza riabilitativa di indirizzo medico, nella quale vengono riabilitati pazienti post-cardiochirurgici che provengono dalla cardiochirurgia di Mestre, pazienti post-traumatologici con fratture di femore. Però ci sono pazienti casi sociali, stati vegetativi persistenti, malati terminali, in attesa di collocamento in hospice per le cure palliative e comi. L'ospedale di comunità a cui dovrebbero afferire i posti letto tagliati all'ospedale di Noale sono posti letto di malati cronici. La lungodegenza riabilitativa di Noale supporta malati con patologie post-acute, cioè pazienti usciti dai reparti per acuti e non ancora stabilizzati. Non è la tipologia che deve avvenire in un ospedale di comunità.